Siamo a Ceggia, la nostra festa è qui. I carri sfileranno per la città e il carnevale sarà. Sulle note dell'inno ufficiale, novità assoluta per Ceggia, è ripartito ieri il Carnevale dei ragazzi, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Una giornata di festa dove ritrovarsi in piazza, divertirsi con leggerezza e spensieratezza, lasciandosi alle spalle, almeno per una giornata, anni difficili e situazioni complesse che ancora si affacciano all'orizzonte. Per Ceggia questo è un grande momento, finalmente dopo 2 anni riusciamo a ritrovarci in piazza, a festeggiare insieme, a scacciare questo incubo che è stato questo Covid e finalmente vediamo le persone che possono cominciare a rivivere il paese. Il Carnevale di Ceggia è un punto di riferimento per tutti noi, una voglia di ritrovarsi. Purtroppo questi ultimi 2 anni i ragazzi non potevano ritrovarsi in ambienti chiusi per poter costruire i carri, ma ringrazio l'Associazione Carnevali, il Presidente, per aver voluto fortemente questo momento aggregativo che deve essere il prologo per il prossimo anno per ripartire di nuovo con una grande festa. Un carnevale ancora senza quelle grandi sfilate che hanno reso il territorio famoso in tutto il Veneto orientale, ma comunque presente per far divertire grandi e bambini. Una 69esima edizione che ha portato anche novità interessanti come la presentazione della rinnovata mascotte Coriandolo e l'inno ufficiale scritto da Giovanni Landolina ed eseguito dalle allieve della classe di canto di Maria Giovanna Barbieri della scuola di musica Nuova Nams diretta da Igor Bonadio. Il direttivo ha lavorato per festeggiare e per portare in piazza tutte le scuole della zona. Siamo contenti, speriamo che questo sia veramente un punto di partenza. Noi in agosto ci ritroviamo e promettiamo che ce la metteremo tutta per rifare un carnevale come l'altezza del paese di Ceggia. Il Carnevale di Ceggia diventerà sempre di più grande e sempre più riferimento per il Veneto e alla pari dei grandi carnevali d'Italia. Non è bastata quindi la pandemia a spegnere la voglia dei ciliensi di scendere in piazza indossando una mascherina, allegorica sia chiaro oltre che chirurgica, e non è mancato chi ha voluto esorcizzare il lungo periodo di emergenza sanitaria tramutandosi in un vero e proprio Green Pass ambulante. Vogliamo mettere leggerezza perché nella vita tutto passa. Vorrei che fosse sempre così, tra maschere, stelle, filanti vedrai che qui tornare sempre vorrai.